Una tempesta che ha distrutto ogni cosa: auto, lucernai, tetti, fotovoltaici, lampioni, coperture di aziende, scuole, edifici pubblici, sradicato alberi. Pochi minuti ed è stata la devastazione. È stata una cosa che è arrivata all'improvviso e sono momenti in cui si pensa poco perché si ha la consapevolezza che bisogna intervenire. Questo video rende l'idea di quello che è accaduto in un attimo. Qui siamo a Pieve di Soligo, dove in giornata è arrivata la protezione civile. Proprio qui 2 persone sono rimaste ferite. Una ragazza è stata soccorsa dal sindaco. La ragazza aveva preso questo colpo sulla fronte e era rimasta tramortita. È stata accompagnata all'interno del locale, lì assistita, e poi durante la serata ha avuto malessere, per cui abbiamo chiesto venisse accompagnata al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Danneggiato in maniera importante anche l'orologio del campanile di Pieve di Soligo, letteralmente bombardato dalla grandine. In questo ufficio sono esplosi lucernari. Abbiamo trovato una situazione disastrata, nel senso che purtroppo 4 lucernari del nostro ufficio completamente esplosi. E chiaramente abbiamo pulito 3 ore, abbiamo contattato immediatamente il sindaco per far presente la situazione quale fosse, ma non solo qua, anche in altri condomini da me gestiti la situazione è analoga. Una bufera che ha colpito l'area pedemontana: Grappa, Pederobba, Colli Asolani, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Cornuda, Susegana, Montebelluna, Conegliano, Gaiarine e Vittorio Veneto, Treviso e vari comuni limitrofi. Una galleria allagata sulla strada provinciale 86 a Vittorio Veneto. Oltre un centinaio le richieste di interventi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato ininterrottamente notte e giorno. 4 le persone con ferite lacero contuse alla testa e portate con l'ambulanza in ospedale. Un'altra ventina invece si sono recate in pronto soccorso autonomamente per ferite, contusioni legate al maltempo, cadute o tagli da vetri rotti. Molte zone si sono ritrovate senza energia elettrica. Ci troviamo a Mosnico, guardate la forza del vento, che cosa è riuscita a fare? Ha sradicato un albero come questo, guardate. Ma poi basta spostarsi di qualche metro. Qui il vento ha divelto i pannelli di copertura. Qui invece siamo a Farra di Soligo, dove sono stati sradicati oltre una trentina di alberi. Grandine come palline da tennis, ci dice il sindaco Perencin. Danni ingenti anche in questo comune. È una situazione veramente molto complessa, molto difficile, e ho visto veramente molta gente preoccupata e qualcuno anche piangere, che forse è la cosa che più mi ha toccato in queste ore di difficoltà. Immediata la richiesta dei comuni dello stato di calamità.